Questa mattina ho sentito Ricci, dopo aver sentito anche i nostri territori, il Consiglio nazionale, abbiamo concluso che non ci sono motivi, condizioni per chiedere un sorpasso indietro. Però sicuramente rivendichiamo l'introduzione di protocolli, presidi di legalità ed etica pubblica che sono per noi dei principi fondamentali. Oggi ha detto no ad un'alleanza organica con PD e AVS, ma come si costruisce un'alternativa di governo tenendosi di fatto le mani libere, che poi varrebbe anche per gli altri? Le nostre mani non sono libere, sono legate ai nostri principi e ai nostri valori e quindi si lavora su un programma e da quel programma si parte per costruire un'alternativa a questo governo Meloni che sta distruggendo l'economia italiana e c'è un crollo della produzione industriale. Oggi ci sono stati nuovi arresti a Milano, voi avete detto no a Sala, questo complica il rapporto col PD? Noi diciamo no al Far West edilizio che si è realizzato sul modello Milano e addirittura poi a quella norma Salva Milano che voleva condonare tutto quel che c'è stato. La complicazione con un alleato non ci può essere se ovviamente noi rivendichiamo l'affermazione dei principi di legalità, trasparenza e di buon andamento della pubblica amministrazione. Non sono principi negoziabili. Il governo ha deciso di accedere al fondo SAFE, 14 miliardi da investire in difesa e armi. Il centrodestra dice che non ci sarà indebitamento nell'immediato, perché dite no? È assolutamente folle vincolare i governi futuri e anche indebitare il futuro dei nostri giovani con un prezzo di 14 miliardi, non per la sanità, non per l'istruzione, ma per nuove armi. Con in più poi il vincolo del 5% del PIL assunto in sede NATO, quindi 445 miliardi nei prossimi 10 anni. È tutta una follia.